Ancora Don Carlo Misilmeri contro Enna, 4 giorni dopo il duello rusticano in Coppa Italia e il passaggio del turno della formazione biancorossa dopo la lotteria dei calci di rigore, nuovamente Misilmeri ed Enna di fronte, questa volta per il 6° turno del campionato di eccellenza a girone A. Amici di Sportisidi, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Pianostoppa per questo incontro, il big match del 6° turno del campionato di eccellenza. E allora mettetevi comodi perché saranno 90 minuti, anzi qualcosa in più, tutti da gustare naturalmente, con i nostri highlights che partono con la discesa di Fricano sulla destra per il Misilmeri, poi la palla restituita al terzino che mette al centro, il tentativo di rovesciata da parte di Balistreri, pallone sul fondo, sono passati un paio di minuti ma qui grande palla gol per la Don Carlo, come stiamo per vedere, con la punizione di Piero Concialdi sulla testa di Luigi Mendola, il miracolo da parte di Caruso a mettere il pallone in calcio d'angolo che ne segue con ancora il sinistro di Concialdi a mettere in mezzo questo pallone allontanato dalla difesa, poi Secanni in posizione regolare non riesce a correggere in rete sulla sponda di Giuliano. È un ottimo inizio da parte della Don Carlo Misilmeri sulla falsariga di quanto visto in Coppa. Qui Secanna parecchia per Concialdi, incrocia col destro, non colpisce bene, palla sul fondo, prova a reagire, prova a tirarsi fuori dal guscio la formazione di Mister Strano, oggi assente per squalifica dopo il rosso incassato 4 giorni fa. È bravissimo Cosentino a chiudere su Angelo Caronia che poi si farà notare su questo calcio d'angolo, minuto 17. Il tocco corto per Arcidiacono che si libera, propone al centro il pallone sul secondo palo, c'è la sponda per Ivan Agudiak che porta in vantaggio l'Enna all'improvviso al 17° minuto. Agudiak che era stato in panchina in Coppa Italia, era stato tirato fuori per i rigori, aveva fallito il rigore decisivo parato da Marino, ma alla fine, quando può, mette la sua firma e porta avanti la formazione giallo-verde, oggi incompleta, tenuta bianca. Il gol sciocca per qualche minuto la Don Carlo Misilmeri che si perde per un attimo e allora spazio per le scorribande di Biccio Arcidiacono che si porta la palla sul destro, c'è una deviazione, poi Agudiak prova a correggere ma non trova lo specchio della porta, torna a farsi viva la squadra di Mister Utro con questa sponda di Secan per Concialdi, il cross del folletto biancorosso, colpo di testa di Balistreri, forse anticipato in calcio d'angolo, pallone fuori. Poi c'è un calcio di punizione con Concialdi che attende il momento propizio per servire Cerniglia, la scorribanda del capitano che mette al centro il pallone, salvataggio provvidenziale di Tosto a togliere il pallone dalla disponibilità degli attaccanti della Don Carlo, che insiste ancora su questa banda, ancora su Concialdi e su Fricano, il cui cross diventa un tiro che sibila alla destra di Caruso. Si chiude il primo tempo con questi tentativi da parte della Don Carlo, ma arriva il duplice fischio da parte del signor Poggi di Forlì a porre fine a un primo tempo vibrante come ci si poteva attendere. A differenza di mercoledì, però, in vantaggio c'è la squadra ospite, con la rete messa a segno dal Toro da Ivan Agudiak al minuto 17. E con le nostre immagini torniamo in campo per il secondo tempo, un secondo tempo che inizia con la Don Carlo che cerca subito di attaccare a testa bassa, ma già dopo 7 minuti c'è la prima svolta della partita. Pallone recuperato da Fricano che prova ad andare via, palla al piede, l'intervento di Strano che era già ammonito. Il direttore di gara non ha pietà del numero 4 del mediano dell'Enna. Enna che rimane in 10 per tutto il secondo tempo, ancora un'espulsione dopo quella di Prestia in Coppa Italia e ancora un finale di gara con l'uomo in meno per la squadra bianco-giallo-verde che però si chiude bene, concede poco qui su questo cross perfetto dalla sinistra di Pellegrino. La palla arriva sul secondo palo dove colpisce Concialdi. Caruso c'è senza grossi problemi, prova allora a farsi vedere la formazione ospite con questo calcio d'angolo battuto da Cocimano. Il pallone che arriva sul secondo palo, il colpo di testa e il salvataggio sulla linea di Romano, il più piccolo in campo, non solo per l'età, che riesce a togliere il pallone dalla porta. Enna che sembra prendere il comando delle operazioni, qui la giocata di Cocimano su Giuliano, il destro però non è preciso anche per la chiusura da parte di Cosentino. Allora finale di gara vibrante, finale di gara al Cardio Palma con la Don Carlo che ci prova, qui il cross di Pellegrino, in qualche modo la palla rimane lì, forse c'è un tocco di mano, poi Caracappa viene chiuso in calcio d'angolo, insiste, assalta la metà campo avversaria la squadra di Mister Utro, qui il cross di Romano, la palla che viene allontanata sul piede ancora di Caracappa, il cui tiro viene respinto con perdite dalla difesa ennese. L'attacco della Don Carlo prosegue con questo cross perfetto di Fricano, la palla arriva lì, forse c'è un tocco di braccio che nega la ricezione a Balistreri. In ogni caso l'arbitro Poggi di Forlì
fa giocare ancora, anche perché c'è un giocatore dell'Enna che rimane a terra. Diverse interruzioni nel finale di partita, prova a spezzare un po' il ritmo avversario l'Enna con questo destro a giro di Biccio Arcidiacono, la palla sibila a pochi centimetri dalla traversa, poi sarà un assolo della Don Carlo Misilmeri, l'angolo di Concialdi, corto per Fricano che propone questa palla bassa e mezzo, il salvataggio straordinario di Caruso su Giuliano, poi altre proteste per un presunto atterramento, ma si continua a giocare perché la Don Carlo non vuole fermarsi, non può fermarsi, e allora attacca ancora con l'impostazione di Romano, con il cross sul secondo palo, il colpo di testa di Balistreri debole per Caruso, ma è un antipasto per un gol che sicuramente avrete già visto. Minuto 97, lancio di Romano, va a vuoto Balistreri, la palla si apparecchia per Simone Giuliano, la rovesciata straordinaria del difensore centrale della Don Carlo Misilmeri che al minuto 97 fa esplodere il Giovanni Aloisio, il capannello davanti ai tifosi biancorossi. Possiamo riammirarlo nel replay, questo straordinario gesto atletico, gesto tecnico, la rovesciata perfetta stilisticamente, può soltanto guardare Caruso. Nel frattempo il direttore di gara ha messo il fischietto alla bocca, ha posto i 3 fischi, ha posto fine a una partita straordinaria. Da Sportisile è tutto, alla prossima.